Innanzitutto Virtu-M è un acronimo, il titolo del progetto è Virtualizzazione e remotizzazione per una manifattura efficiente e resiliente. Il progetto Virtu-M è stato ideato nell'estate del 2020 a causa della pandemia e mira a rispondere alla necessità sempre crescente di sistemi per la virtualizzazione e la remotizzazione. Grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, la cyber security, i digital twin, la realtà aumentata e virtuale, nonché ad infrastrutture per i big data e l'analytics, il progetto ha dimostrato come la remotizzazione e la virtualizzazione dei processi possa migliorare l'efficienza delle aziende del territorio. Il consorzio è composto da 14 partner afferenti a 2 reti innovative regionali. ImproveNet, che si occupa di strumenti dell'information technology per la manifattura, e la rete AIR, che è focalizzata nell'innovazione del settore aerospace. I partner sono equamente distribuiti fra università e centri di ricerca, solution provider ed imprese manifatturiere e costruttori di macchine di settori diversi, dal packaging al tessile, dalla manifattura di elettrodomestici all'automazione per l'industria dell'intrattenimento. La presenza di queste 3 tipologie di partner garantisce che il progetto copra sia gli aspetti di ricerca avanzata che la validazione delle tecnologie sviluppate in ambienti ed infrastrutture reali, assicurando la loro applicabilità e utilità. Il progetto ha prodotto 3 tipologie di risultati. Il primo, i prototipi. Ben 10 prototipi sono stati sviluppati nei 2 anni di progetto, un numero da considerarsi altissimo per la natura dell'iniziativa. L'alto numero di dimostratori è stato voluto sin dall'inizio dal consorzio, per consentire di avere risultati tangibili e verificare che le tecnologie sviluppate possano essere di immediata implementazione e di impatto. Tra i vari prototipi ne cito 3 a titolo d'esempio. Il primo, il sistema sviluppato da Zamperla ed X-Team per garantire agli operatori del service di raccogliere in real time tutte le informazioni relative a sensoristica e manutenzioni associate alle proprie attrazioni. Il secondo, i sistemi di supporto alle decisioni sviluppati da Stanford, con la collaborazione di Galdi, Sperotto Rima, Zamperla e l'Università di Padova. Questi sistemi consentono di analizzare i dati relativi a macchinari e produzioni complesse. Grazie ad algoritmi allo stato dell'arte di riconoscimento anomalie, questi sistemi consentono di identificare situazioni critiche che sono nascoste nelle grosse mole di dati. Gli utilizzatori sono infine guidati nel trovare la causa di eventuali fault, consentendo agli operatori di risolvere situazioni di degrado o rottura in poco tempo. Infine, il Digital Twin funzionale sviluppato dall'Università degli Studi di Verona. Questo Digital Twin consente di modellizzare un'intera linea di produzione pilota, consentendo di fare scelte di design intelligenti e definendo macchine e processi ottimizzati. Non solo, grazie a questo prototipo è possibile non solo governare al meglio una linea, ma anche trasformarla, vedendo l'impatto dell'aggiunta o rimozione di alcuni componenti. Un secondo risultato di cui siamo molto orgogliosi sono le 19 pubblicazioni scientifiche accettate o presentate in conferenze internazionali e in riviste scientifiche di prestigio, che attestano non solo il grande impegno di tutti i ricercatori coinvolti, ma soprattutto l'ottimo lavoro svolto da tutti i partner di progetto, sia accademici che industriali. Il terzo ed ultimo risultato è stato sicuramente la contaminazione. Durante il progetto, aziende di settori diversi, ma con problemi ed obiettivi comuni, si sono trovate assieme e si sono aiutate a vicenda, trasferendo da un settore all'altro best practice e soluzioni. Diverse iniziative durante il progetto sono state portate avanti per garantire che i risultati fossero diffusi nel territorio anche a vantaggio delle aziende non partecipanti al progetto. Ci sono diversi motivi di successo per il progetto, ne cito 2. Il primo, sicuramente l'aver affrontato un argomento, quello della remotizzazione e della virtualizzazione, di estremo interesse sia per l'accademia che per l'industria. Inoltre, le tematiche sviluppate in questo momento storico hanno ancora più rilevanza, essendo associate positivamente alla sostenibilità. Abbiamo infatti soluzioni che consentono di essere più efficienti, riducendo i viaggi ma anche gli scarti di produzione. Il secondo motivo di successo è stato l'aver costruito un consorzio di partner di diversi settori, ma con obiettivi e competenze complementari, nello spirito che da sempre ha animato la rete innovativa regionale ImproveNet.